Il Barletta supera di misura l'ex capolista Juve Stabia, scaccia i fantasmi di Melfi, resta a -4 dai play-off. Esordio dal primo minuto per Gambuzza in difesa e Dall'Occo a centrocampo. La gara è subito vibrante, a 3 giri di lancette, posizione di offside per Rescio, ben servito da Carrozza. Al 10° la Juve Stabia avanza, l'ex Biceglie Visentin supera Gambuzza ma non Di Masi. 24° galoppata di Rescio, diagonale in area per Simoncelli che temporeggia troppo nella conclusione, ghiotta occasione sciupata. Segue questo tentativo di Dall'Occo al tiro dalla lunga distanza. A chiudere i giochi è Infantino che cicca la mira su preciso cross di Cutruppi. Bilancio evidente, più Barletta, meno Juve Stabia. Seconda frazione, in avvio imprecisa la conclusione di Rescio. All'8° corner di Carrozza a testa di Sportillo ci mette una mano l'estremo Soviero. 2 minuti più tardi, azione corale degli Scianni Manico Boys, calcetto ai danni di Carrozza che non vale il sacrosanto rigore. Il Barletta si rialza, concede prima questo tiro ai Campani con Dall'Acqua per poi rituffarsi in area. Al 35° suggerimento di Carrozza per Infantino che questa volta non sbaglia, trafigge Soviero portando il Barletta sul meritato vantaggio. Ai biancorossi va il merito di aver interrotto una striscia positiva, quella della Juve Stabia, lunga 12 turni, e di aver concesso al Catanzaro, vittorioso col Manfredonia, il primato solitario. Se c'era una squadra che meritava di andare in vantaggio, quello penso che fosse la mia squadra, perché ha giocato controbattuto sempre azione su azione la Juve Stabia, ha avuto una grande occasione con Simoncelli, ha avuto anche alcune azioni che non sono state poi alla fine finalizzate con l'ultimo passaggio, però noi non abbiamo mai subito, e quindi non aver subito neanche un'occasione da parte della Juve Stabia mi rende orgoglioso, vuol dire che la squadra stava messa bene in campo. Ottimi gli innesti dei nuovi Dall'Occo e Gambuzza. Ma sono giocatori che ho richiesto espressamente alla società e sono contento e felice che la società abbia accolto il mio richiamo, diciamo. C'è unità di intenti con la società. Andiamo d'accordo su tutto e credo che questo possa far bene a Barletta Sportiva, alla squadra, per il proseguo del campionato e per il futuro. Il mercato non è ancora chiuso, cosa c'è da registrare ancora nel Barletta? Ma penso che ci si registrerà qualche giocatore in uscita. Per quanto riguarda gli acquisti noi stiamo bene, io sto bene, non chiedo più niente, a meno che succeda qualcosa durante il mercato, ma credo che sia più un fatto di uscite che di entrate. Sì, purtroppo abbiamo per mesi rincorso, per 2 settimane ci siamo goduti insomma, il primo posto, però sappiamo e sapevamo che il campionato non è finito, anzi c'è da vincere sempre, comunque fare sempre i risultati. Oggi era una gara che sapevamo molto difficile da affrontare, non ci siamo assolutamente cullati sui risultati precedenti, però oggi sicuramente la mia squadra non era brillante come sempre.